Com'è il mercato del lavoro per le donne in Veneto? Richiede disponibilità delle persone e anche una capacità, una competenza, però comunque c'è richiesta, c'è molta richiesta e questo è un punto di vantaggio nel Veneto in particolare. Diventa fondamentale mettere in contatto richiesta e offerta, obiettivo finale anche dell'evento formativo organizzato da Confapi e subito accolto da un'azienda del territorio che crede nella formazione e nel networking al femminile. È il momento finale del bando regionale Il Veneto delle Donne con un percorso durato 2 anni. Ci sono varie situazioni, persone che magari giovani che hanno bisogno di essere inserite in modo più agevole, in modo diretto, che abbiano un contatto diretto con le imprese. Ci sono anche delle persone che hanno una certa età, che hanno interrotto il loro percorso lavorativo per motivi anche familiari e che quindi oggi hanno necessità di essere aiutate. I temi che voglio condividere con le partecipanti sono legate alla consapevolezza di sé, alla propria brand identity, brand personality, alla scoperta di quelle che sono le caratteristiche di personalità che sono molto interessanti e richieste anche nel mercato del lavoro. Un progetto per acquisire o implementare competenze nell'ambito della moda e del design, anche in tema di realtà virtuale e industria 4.0. Un progetto che ha coinvolto 32 donne disoccupate e che quest'oggi vede un momento di incrocio domanda-offerta con imprese di quest'area che si sono dimostrate interessate a svolgere dei colloqui e a presentare le loro offerte di lavoro.